giovani e la capacità che hanno di disegnare il futuro della nostra regione proiettandosi al 2030. Lei come lo vede? La vedo come una cosa bellissima. Noi mai come in questo periodo storico abbiamo bisogno di immaginare, di progettare e di realizzare il futuro. È il momento in cui oltretutto ci sono le risorse, quindi non abbiamo neanche l'alibi del dover vivere la giornata. È uno dei colpi di questo paese è stato proprio quello che forse ha poco progettato il futuro. Poi affidato ai giovani è chiaro che avranno la possibilità di farci sognare, di darci idee importanti, di farci capire quali sono i loro sogni e le loro richieste. È una grande opportunità soprattutto per i giovani ma anche per la regione. Hanno raccontato attraverso questi video come vedono e come vedranno la Lombardia nei prossimi anni, con idee e prospettive assolutamente interessanti che raccoglieremo per meglio disegnare le politiche regionali. La Regione Lombardia da sempre è vicina ai giovani, in particolare Generazione Lombardia ha dato nuova linfa, un motore verso l'espressione, la capacità di esprimersi di tanti ragazzi. È il termine che abbiamo inventato per definire i giovani della Lombardia. Abbiamo tanti strumenti, un canale Instagram, tante iniziative, un tour sui territori che andrà avanti. Vogliamo ascoltare e sentire i giovani, da loro capire come meglio orientare le politiche per loro e con loro. Questo premio ha un enorme significato. Noi abbiamo iniziato una piccolissima attività di videomaking ormai da quasi un anno e diciamo che avere un riconoscimento ufficiale dalla Regione Lombardia è veramente bello, dà soddisfazione, ti fa anche capire che magari ce la puoi fare a trasformarlo in un sogno in un lavoro. La fortuna è che siamo di Milano e quindi trovare contatti è molto più facile che se venissimo da una qualche valle o qualsiasi altro paesino fuori Milano. Le difficoltà principali devo dire che principalmente secondo me è qualcosa collegato all'istruzione, nel senso che nessuno ti spiega com'è il mondo del lavoro a scuola, lo impari da solo con l'esperienza e quindi abbiamo avuto un po' di impicci a livello proprio di capire come riuscire a mettere su appunto questa piccola attività che abbiamo aperto e come adesso provare a ingrandirla.